Domani saranno posate le prime 6 maxi travi sulla copertura del torrente San Francesco a Rapallo. In arrivo altre 6 delle 32 complessive. Per Pasqua sarà riaperto il lungomare. Al via a Chiavari l'intervento per realizzare una rotatoria in via Prandina. Nei prossimi giorni prenderà il via la sperimentazione della nuova viabilità, previsto il rifacimento di tutti i marciapiedi. Mancanza di aule, palestre e luoghi didattici è una delle difficoltà delle scuole di Chiavari. Per la città metropolitana occorre una riorganizzazione completa degli spazi scolastici in città. Ricucire la distanza fra scuola e lavoro è l'obiettivo di Generare Futuro, iniziativa di ACLI e Forum Famiglie. La giornata conclusiva si è svolta a Genova con l'incontro fra i giovani e le aziende. Conoscere l'ebraismo per riscoprire le radici delle confessioni cristiane e per combattere l'antisemitismo è il tema affrontato nella giornata di studio che si è svolta in diocesi in chiave ecumenica. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Le giornate di bel tempo che ci stanno accompagnando stanno aiutando parecchio nel ripristinare i danni causati dalla violenta mareggiata di fine ottobre. A Rapallo in particolare, oltre alla gestione dell'emergenza, c'è anche la concomitanza con i molti cantieri aperti in città. 2 in particolare, quelli relativi alla copertura del torrente San Francesco e alla posa delle tubature per la realizzazione del nuovo depuratore, stanno interessando il lungomare, ma questa settimana sarà cruciale per imprimere un'accelerata ai lavori in vista della riapertura del lungomare prevista per Pasqua. Sentiamo. Fase cruciale per i lavori per la messa in sicurezza del torrente San Francesco a Rapallo. Sono arrivate le prime 6 delle 32 travi da oltre 26 metri che dovranno essere posate. Questa operazione chiuderà la prima parte del primo lotto dei lavori. Le 6 travi sono arrivate con 3 trasporti speciali da Caserta. Altre 6 travi arriveranno con altri 3 trasporti entro mercoledì e mercoledì inizierà la posa in opera sulla copertura del San Francesco, complessivamente di 12 travi che ci daranno un'idea di quello che sarà poi l'assetto finale di questa parte terminale del San Francesco. Sul lungomare di Rapallo al momento dunque ci sono le travi in attesa di essere sistemate nella loro collocazione finale, il cantiere di Iren per la posa delle tubazioni per il nuovo depuratore e in contemporanea il dragaggio necessario a spostare gli 11 yacht ancora insabbiati nel golfo. Fra il 5 e il 7 marzo è previsto lo spostamento del Suegno e quindi a catena le altre, ma per Pasqua tutto deve essere pronto per riaprire il lungomare al traffico e quindi le ditte lavorano anche il sabato e la domenica, complice una fase meteorologica stabile. Così prima di Pasqua sarà realizzata il rifacimento dell'asfaltatura del lungomare pedonale e la messa in opera e la riparazione della ringhiera e dell'imitazione del lungomare stesso. L'accelerazione che è stata impressa a tutti i cantieri fa ben sperare i commercianti. Sono stati mesi difficili, indubbiamente. Però adesso il tempo ci ha accompagnato, sono già 2 weekend che molti turisti sono venuti a trovarci, anche perché adesso Portofino è raggiungibile a piedi, ma a breve lo sarà anche in macchina. Siamo pronti ad ospitare i turisti e chi ci verrà a trovare per il periodo pasquale. Tantissimo è stato fatto, se vedete ci sono pochissime barche da recuperare, la maggior parte, 3/4, sono già state portate via e anche i cantieri in città stanno piano piano chiudendo perché sono finiti. I gruppi Libera Rapallo e Rapallo Civica rilevano la procedura definita anomala secondo la quale il comune di Rapallo si sarebbe fatto carico del costo del trasporto delle travi per la copertura del torrente San Francesco, pari a 131.760 euro. L'importo sarebbe stato anticipato dal comune per essere poi detratto dal valore globale dell'appalto. I 2 gruppi chiedono al sindaco chiarimenti in merito, in particolare se la ditta aggiudicataria sia in grado di proseguire nella realizzazione delle opere in appalto. Hanno preso il via questa mattina a Chiavari i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di via Prandina. In questi giorni verrà demolita la fontana esistente e al suo posto verrà allestita un'aiuola attorno alla quale le auto provenienti dall'Aurelia potranno imboccare direttamente Corso Genova. 126.000 euro il costo complessivo dell'intervento.
È partita con la demolizione dei marciapiedi attorno alla fontana esistente e la realizzazione della nuova rotatoria di via Prandina a Chiavari. Nei prossimi giorni verranno spostate e ripiantumate le 3 palme nane cresciute ai bordi della vasca e anche quest'ultima sarà eliminata per fare posto ad un rondò più piccolo di forma circolare con prato e piante verdi e un palo dell'illuminazione al centro, attorno al quale potranno circolare i veicoli per una viabilità complessiva che darà la possibilità alle auto provenienti dall'Aurelia di imboccare Corso Genova e da qui raggiungere in maniera più agevole il casello autostradale. Inizialmente ci sarà un periodo di sperimentazione per capire i flussi di traffico. Verrà realizzata una rotatoria provvisoria con New Jersey perché in base ai flussi di traffico la Polizia Municipale ci dirà poi se questa rotatoria dovrà essere spostata più o meno in base alla conformazione attuale, esattamente come è successo in via Trieste. La rotatoria in muratura verrà costruita poi dopo la chiusura delle scuole, dopo aver analizzato questi flussi di traffico. I lavori dell'importo di oltre 125.000 euro sono stati affidati alla TEAS di Sestri Levante. Oltre alla realizzazione della aiuola spartitraffico, il progetto prevede il rifacimento o addirittura la costruzione di nuovi marciapiedi, dove particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza dei pedoni. Verrà realizzato un nuovo marciapiede tra Salita Bacezza e via Privata Paganini, quindi lato monte della via Aurelia, per la sicurezza dei pedoni. Inoltre verranno allargati i marciapiedi in via Prandina sia lato levante sia lato ponente, in quanto abbiamo l'accesso alle scuole solari e per maggiore sicurezza quindi delle famiglie e dei ragazzi. Previsti anche dei paletti in ghisa per evitare che le macchine parcheggino sopra i marciapiedi, nuove caditoie per regimare le acque bianche e nuove luci a LED in tutta la zona oggetto dell'intervento per la sicurezza. C'è stato un falso allarme incendio a Santa Margherita Ligure, una notizia che trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com, per il fumo che si è levato da un'abitazione. Si è pensato subito ad un incendio in una casa e qualcuno ha allertato i pompieri, ma invece si trattava soltanto di un piccolo rogo acceso nel giardino per poter bruciare delle sterpaglie. I vigili del fuoco di Rapallo sono stati allertati, ma hanno potuto velocemente accertare che si trattava appunto solo di un falso allarme. Una riorganizzazione completa degli spazi scolastici a Chiavari. A chiederla il consigliere della città metropolitana di Genova, Roberto Cella, anche alla luce delle problematiche che sono emerse recentemente in città sul caso delle aule per la succursale del liceo linguistico a Chiavari, appunto. Se ne è parlato ieri sera nel corso della nostra diretta TV. Vediamo. Mancano aule, palestre, spazi per le lezioni e spesso tra istituti non si riesce a collaborare. Sono alcuni dei problemi che vive la rete scolastica di Chiavari. A spiegarlo Daniela Loero, dirigente del Marconi del Pino, che in diretta TV porta un esempio concreto della sua scuola. Quello che manca è uno spazio, un'aula magna. Cioè io non ho un locale dove possa riunire 100 persone. Allora per una scuola che viaggia sui 1400 ragazzi non avere uno spazio da 100 persone è comunque una grossa pecca. A rispondere Roberto Cella, consigliere di Città Metropolitana per la programmazione scolastica, consapevole della necessità di rivedere la situazione chiavarese. Ci sono anche spazi inutilizzati oggi che alcune scuole non vogliono cedere per campanilismo tante volte. Perché gli spazi inutilizzati ci sono, però magari sono all'ultimo piano e quindi non è possibile spostare i ragazzi, non è possibile spostare i laboratori e quindi una riorganizzazione completa degli spazi di Chiavari potrebbe essere molto interessante, soprattutto per i ragazzi che magari potrebbero anche avere dei servizi migliori anche dal punto di vista dei trasporti, se riuscissimo a localizzare tutti in un unico sito e così via. La difficoltà a trovare spazi è emersa anche con il caso linguistico. Sono ancora in corso le trattative con la diocesi per la sede. Il linguistico si farà a Chiavari, le soluzioni sono sul tavolo, stiamo cercando di concludere i contratti per dare finalmente una risposta sicura e precisa. Naufragata invece l'apertura delle scuole di Vallata. Le succursali previste a Rezzoaglio, Bargagli e Toriglia per il momento non apriranno perché non ci sono state sufficienti iscrizioni. Esiste un codice di iscrizione che rimarrà aperto anche per gli anni successivi, dove i ragazzi possono scegliere una scuola vicina a casa.
E l'uscita dal mondo della scuola per i ragazzi è spesso accompagnata dall'incertezza per l'inserimento nel mondo del lavoro, in un mondo caratterizzato da un'evoluzione velocissima. Per questo Forum delle Famiglie e ACLI a Roma hanno avviato un progetto nazionale con lo scopo di formare i giovani e aiutarli proprio ad inserirsi nel mondo del lavoro. La giornata conclusiva di questo lungo percorso si è tenuta a Genova. Si è svolta a Genova la giornata conclusiva di Generare il Futuro, iniziativa organizzata a livello nazionale dal Forum delle Associazioni Familiari e dalle ACLI di Roma, con l'obiettivo di organizzare laboratori formativi rivolti principalmente ai giovani. Si è notato che c'è un gap notevole tra l'uscita dagli studi cosiddetta al momento in cui si dovrebbe entrare nel lavoro, per cui mancano proprio gli strumenti di conoscenza, di presentazione di sé, la capacità di fare un curriculum o anche proprio il modo di impattare con il mondo del lavoro che possa avere un'efficacia per chi si propone al mondo del lavoro. Nel corso del convegno genovese sono stati discussi i dati noti relativi alla disoccupazione giovanile, che in Italia si assesta a oltre il 40%. La Liguria si scosta di poco. Per questo il progetto ha messo insieme scuola, università e mondo del lavoro. La cosa grave in questo paese è che non solo stiamo vivendo un periodo difficile dal punto di vista della natalità, ma sono sempre meno i giovani che riescono a fare famiglia. Dico riescono perché di fatto c'è un desiderio, ma c'è l'impossibilità di realizzarlo perché manca il lavoro e manca tante volte anche la casa, quindi non c'è la possibilità per i giovani di realizzare o a volte anche di sognare dei sogni non solo lavorativi ma anche familiari, e quindi succede che vanno all'estero. Questo è un grande problema e pensiamo che sia fondamentale andare a toccare questo tema, che è appunto il tema lavorativo, per poter poi dare una risposta anche agli altri desideri che i giovani hanno. Dopo la formazione è stata la volta dell'incontro con le aziende, che si è svolta a margine del convegno di Genova, con l'obiettivo, per usare un'espressione cara a Papa Francesco, di avviare un processo. Il percorso inizia con questo progetto, il desiderio è che questi giovani possano essere tornati a casa con quelli che io ho chiamato gli occhi della tigre, cioè con un desiderio di provare quantomeno a realizzare i loro sogni e non rassegnarsi, perché comunque le difficoltà ci sono state in tante epoche. Queste forse sono delle difficoltà ancora maggiori perché i giovani percepiscono il futuro non più come una promessa ma come una minaccia, ma il futuro è sempre lo stesso, basta provare a costruirlo. Minaccia o promessa sono categorie che gli diamo noi, sono letture che gli diamo noi. Di fatto il futuro è là fuori e bisogna andarselo a prendere, dico io, con gli occhi della tigre. È stato pubblicato il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019. Andiamo sul sito Vatican News, dove troviamo appunto riassunti i contenuti del messaggio del Papa. In Quaresima i cristiani vivano il travaglio della conversione. Questo è il messaggio del Pontefice. Reso noto il messaggio per la Quaresima sul tema l'ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Il documento reca la data del 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi. Abbandoniamo l'egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù. Facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Questo è uno dei passaggi chiave del messaggio del Papa per la Quaresima. Partendo da un versetto della lettera ai Romani, il Pontefice ribadisce che il tempo che precede la Pasqua deve essere l'occasione per accogliere nel concreto, nella propria vita, la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attirando così anche sul creato la sua forza trasformatrice. Approfondiremo chiaramente i contenuti di questo messaggio nei nostri prossimi appuntamenti informativi. Conoscere l'ebraismo per riscoprire le radici delle confessioni cristiane per combattere l'antisemitismo è in sintesi quello che è emerso dalla giornata di studio che si è svolta di recente nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Chiavari. A parlarne in chiave ecumenica lo studioso Giampaolo Anderlini. Sentiamo. Quanto è importante che le diverse confessioni si ritrovino per parlare, per studiare l'ebraismo? È fondamentale perché l'ebraismo costituisce la base su cui si fonda la fede cristiana. Senza un rapporto diretto con la tradizione ebraica risulta difficile anche comprendere quelle che sono le caratteristiche fondamentali del cristianesimo e anche delle diverse confessioni cristiane. Molto spesso si fanno attività
sul dialogo ebraico-cristiano fra cattolici e ebrei, fra protestanti e ebrei, ma assieme diverse confessioni cristiane a discutere di ebraismo è più difficile. Per questo l'importanza dell'incontro di oggi mi sembra di buon auspicio, perché dà la possibilità di aprire un fronte di dialogo che fa dell'ecumenismo una ricerca anche delle radici. Nella società di oggi ci sono tanti focolai di antisemitismo, la preoccupa questo, e questi incontri possono essere un messaggio di speranza per poter provare a cambiare qualcosa? I focolai di antisemitismo sono particolarmente pericolosi, in quanto negli ultimi 70 anni, soprattutto dopo la chiusura dei cancelli di Auschwitz, pensavamo che non fosse più possibile avere rigurgiti di antisemitismo. In realtà la storia, soprattutto degli ultimi decenni, ci fa comprendere come il tema dell'antisemitismo sia ancora centrale nella storia europea. Quale può essere un modo per arginare l'antisemitismo, a parte le azioni sociali da intraprendere? In primo luogo conoscere l'altro, conoscere l'ebraismo permette di entrare in profondità all'interno di quella che è la cultura ebraica, poi anche la fede e la religione ebraica, e sfatare i pregiudizi che da secoli, per non dire millenni, hanno un po' caratterizzato il rapporto con l'ebraismo. È stato pubblicato il concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, all'Accademia della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2019-2020. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 15 marzo. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data del 1 gennaio 2019 abbiano un'età compresa tra i 18 e i 22 anni, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Ora la rassegna stampa, poi tutti gli aggiornamenti. Avvenire oggi titola sulla chiusura del vertice in Vaticano, abusi, l'ora di agire, il Papa ecco come, nelle conclusioni l'annuncio di un motu proprio di una guida, il segreto pontificio è da rivedere. E poi in Pennsylvania c'è una doppia verità sull'operato della Chiesa, è vero ci sono stati tanti abusi, ma la Chiesa dal 90 che sta tentando di reprimere il fenomeno. E ci sono le elezioni regionali in Sardegna, 5 Stelle a picco, Salvini però dice un 6-0 sul PD, Di Maio il governo è saldo, ma è bufera nel movimento che è sceso sotto il 10% in regione Sardegna naturalmente. Vince Solinas con il 48% con il centrodestra, Zedda frena la caduta del centrosinistra e si piazza al 33%. Poi c'è una polemica tutta all'interno della maggioranza, è il ministro Tria che attacca sulla TAV, se si cambia idea nessuno investirà più. Lavoro, giù la qualità, dazi, Trump vede la pace, l'economia potrebbe tirare un sospiro di sollievo perché dovrebbe arrivare un accordo con la Cina per evitare i famosi dazi. La proposta americana, Venezuela dal vertice no alla forza, ci sarebbero sanzioni. E poi i veleni di Taranto, la marcia dei genitori per le piccole vittime. Andiamo all'interno di Avvenire, l'intolleranza che colpisce ancora un giovane ricoverato preso di mira al pronto soccorso dell'ospedale, devi morire, torna al tuo paese, giocatore di basket, insultato dagli avversari, ragazza contesta invece Salvini, sarebbero delle offese sul web. E poi il medico discriminato, non ci sentiamo stranieri, la storia che arriva sempre da questa Italia intollerante. Poi siamo sul secolo XIX, il centrodestra vince in Sardegna dopo il crollo, Di Maio cambia il Movimento 5 Stelle, un direttorio di 10 persone per i grillini, scontro con Tria che difende la TAV, se vuole lasci, gli dicono dal movimento. E poi c'è lo scenario che viene tratteggiato da Federico Geremicca, le condizioni perché torni il bipolarismo e le alleanze secondo Mattia Feltri, la Lega sfugge all'abbraccio con il Cavaliere. Al Sisi l'Egitto non accetta le sanzioni dall'Unione Europea sui diritti umani e poi ancora Genova vista dagli artisti, ecco il suo vero colore. Chiavari, il comune cerca un esperto dal pollice verde.
E poi ancora invece dall'Irlanda, Belfast, la guerra infinita, quei 99 muri di eterno rancore tra i politici e i protestanti. Ma andiamo nelle pagine del Levante. Micaela, domani l'addio a San Giovanni, Leonardo ancora in ospedale ad Aosta, ieri ha annullato il nulla osta per le esequie, saranno celebrate alle 14 domani nella parrocchia di Chiavari, di San Giovanni, con rito ortodosso. Colletta per sostenere la famiglia di Micaela in difficoltà e parte anche con l'ausilio e l'aiuto della Croce Verde Chiavari, ma a parte dai social. Sempre all'interno del secolo XIX, nel Tigullio ASL 4, ospedali c'è carenza di medici e infermieri, a dirlo sono i sindacati CGIL e CISL-UIL, continuo cambio di personale, alcuni reparti sono in difficoltà, preoccupa il rapporto addetti posti letto e il vice sindaco di Sestri Gianelli è critico sulla situazione del presidio di Sestri, c'è un piano vuoto in più. Gli operatori della cooperativa Pellicano Verde, realtà del gruppo Tassano, stanno ultimando in queste ore la pulizia della pista ciclabile e del sentiero del Lungo Entella sulla sponda chiavarese del fiume. Partiti dalla foce nella giornata di martedì scorso, questa mattina gli addetti hanno raggiunto il ponte di Caperana, completando l'intero tracciato della ciclabile che attraversa il comune di Chiavari, passando sul retro delle caserme di Caperana. 4 le persone all'opera con tagliaerba, rastrelli e soffiatori, alcune con una borsa lavoro per il reinserimento lavorativo. Per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Parliamo di trasporto pubblico. ATP Esercizio infatti ha intensificato l'attività di controllo per combattere il fenomeno dell'evasione. I primi dati confermano che le azioni messe in atto danno i loro risultati. A fronte dei 9.500 verbali elevati nel corso di tutto il 2018, in poco meno di 2 mesi di questo 2019 il numero di sanzioni elevate a passeggeri privi del permesso di viaggio ha raggiunto già quota 2.100. Questo perché, fa notare Andrea Gimignani, direttore amministrativo di ATP Esercizio, sono state rafforzate le azioni giornaliere su tutte le linee. Ogni giorno infatti sono almeno 3 le squadre composte da 3 o 4 controllori che fanno verifiche ad ogni ora. L'attività, fa sapere l'azienda, andrà avanti con la stessa costanza anche nei prossimi mesi. A marzo poi si organizzeranno i cosiddetti pattuglioni composti da una decina di agenti verificatori di ATP fatti in collaborazione con i corpi di polizia municipale, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Sul fronte della lotta all'evasione si punta anche sull'introduzione dei tornelli, la prima sperimentazione che sta interessando 7 mezzi in viaggio sulla linea del Levante tra Sestri e Levante e Rapallo via Chiavari sta dando infatti buoni frutti. I passeggeri intervistati hanno confermato di gradirne la presenza, i tornelli hanno un indubbio effetto deterrente e, stando ai primi riscontri, non creano problemi o perdite di tempo in fase di salita a bordo, quindi probabilmente verranno estesi anche ad altri mezzi in circolazione su altre linee del territorio. Dalla redazione è tutto. Grazie, parliamo di sport. La manifestazione Santa Champions, giunta alla 4ª edizione, si svolgerà domani alle 20:45 all'auditorium delle scuole Vittorio Girossi a Santa Margherita Ligure. Si terrà la premiazione degli atleti che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline. Quest'anno il tema di Santa Champions sarà la nostra storia, le nostre storie e un cantastorie e vedrà la partecipazione del musicista Franco Piccetti. Nell'ambito della serata saranno consegnati i fondi raccolti durante l'evento Solidarietà in Villa alle associazioni sportive sammargheritesi che sono state danneggiate dalla mareggiata. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda questa sera alle 19:15. Vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.